Una truffa messa in piedi in piena emergenza sanitaria durante il primo lockdown, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Este che ha smantellato un'associazione a delinquere che attraverso aziende rigenerate acquistavano prodotti in stock da ditte in tutta Italia senza mai pagare. L'operazione denominata Zona Rossa prende il nome dal fatto che gli indagati, per giustificare il ritardo nei pagamenti, adducevano come scusa il fatto che il vicino comune di Vo si trovava in zona rossa. 13 le persone indagate, di cui 3 sottoposte a misure cautelari. In carcere il promotore dell'associazione, William Alfonso Cerbo, un catanese che aveva legami con il clan dei Mazzei di Cosa Nostra e che risultava indigente ma viveva in un appartamento di lusso a Milano che ricordava la villa di Tony Montana, protagonista del film cult Scarface. Le basi logistiche però erano state individuate nel Padovano, in alcuni capannoni nelle zone industriali di Sant'Elena e Carmignano di Brenta, dove inizialmente era stipata la merce comprata senza pagare. Il meccanismo della truffa era articolato grazie a due professionisti compiacenti, un ragioniere di Albignase e un commercialista catanese. Venivano utilizzate 24 aziende i cui bilanci venivano falsati per farle risultare in salute e solvibili. Poi dopo l'acquisto nessuno pagava e così le ditte raggirate si ritrovavano con fatture emesse e nessun incasso. Hanno sicuramente approfittato della situazione, soprattutto perché era anche più difficile spostarsi e quindi i vari soggetti che sono stati vittima della truffa non hanno potuto poi sostanzialmente anche fisicamente fare i sopralluoghi che probabilmente erano necessari per accertare anche quella che era la capacità operativa di queste imprese che facevano capo al sodalizio criminale. 60 le aziende truffate in tutta Italia, dalla Calabria al Trentino Alto Adige. Una di queste, un'azienda siciliana che vendeva arance, è stata costretta a chiudere dopo aver subito la truffa. Imprese che erano anche di piccole dimensioni si sono anche viste in alcuni casi raddoppiare, se non aumentare il fatturato di un terzo, e quindi di conseguenza, visto che il fatturato superava la soglia per poter beneficiare dei contributi che sono stati stanziati dal governo per il rilancio dell'economia, non hanno poi avuto la possibilità di accedere agli stessi contributi. L'associazione criminale acquistava di tutto, dagli alimenti ai beni elettronici. L'ultimo acquisto, erba sintetica per campetti da calcio, un bottino che supera il 1.400.000 euro. Nell'ultimo periodo la merce dai capannoni padovani era stata trasferita a Cellatica, nel bresciano. Ai domiciliari anche il factotum padovano che si occupava dello stoccaggio della merce, obbligo di firma per il principale buyer, un 49enne di Monselice.